siamo arrivati non ricordo il nome, sono decollato tutto l'angolo da pendio della Torino in fronte, sono in direzione della Cruz. Uno è riuscito ad arrivare in campo, naturalmente c'era una giocava, non so se era pure spiccato. Il Marco Venturini aveva un fumogeno, ha perso di vista, è entrato nel posto, sono andati l'incendio e tutto quello che ne sa. Come vedi, dobbiamo sempre, più siamo lì che non per delle cose da no, io per benissimo. Oh, perfetto, abbiamo perché quando noi vi abbiamo suggerito anche quella sera vi abbiamo suggerito dopo prendere un attimo una piccola pausa e andare e discussare le cose della parte superiore dove ci sono 4 postazioni di simulatori di volo che il Museo Caproni ha portato qui da noi. Noi ringraziamo il Museo Caproni per questa disponibilità ad essere insieme a tutti quanti noi qui al centro della città di Rovereto. Perché vi vogliamo suggerire di andare a vedere? Perché si scoprono in questa maniera delle attitudini, si scoprono in questa maniera delle modelli, si scoprono delle attese. Perché così non è una scuola famiglia, è diciamo, modo di percepire lo sport anche in maniera diversa, in maniera agonistica ma anche culturalmente molto pregnante. È però una cosa che non assolutamente il giorno allora il fatto di aver cominciato Ah, 6 anni. 6 anni ha incominciato a giocare con i modellini di polistirolo che costano adesso qualche migliaia di euro solo, e visto che molti dei nostri figli eccetera con i giochini elettronici, poi da giochino elettronico fanno sul modellino il demo qualche migliaio di euro, poi pian piano è ancora più grande e si scopre che c'è una qualità che in realtà che hanno i piloti, che hanno tutti quanti quelli che volano nel mondo dell'aeronautica, ma questa età qui è una qualità intrinseca che uno ha dentro di sé e riuscire in qualche maniera a tirarla fuori, a scoprirla, è un compito di noi tutti, non è un compito loro, è un compito nostro. Ecco perché il lavoro di didattica che fa e che ci aiuta a fare anche qui a significare che cosa? Non che è bravissimo, ce ne sono moltissimi piloti bravissimi, ma è 10 anni, è la cultura, è la capacità e la maturità. 10 anni lui sa che è una macchina, che tutto sommato neanche la responsabilità della conduzione, sapete? Quando noi diamo e abbiamo il nostro signore che vuole il motorino e che noi, Fiorello su queste cose è stato bravissimo alla televisione, ci ha spiegato assolutamente tutto, di tutte quante le nostre paure. Qui è uguale, perché lui ha la responsabilità della condizione della macchina e la sente.
posizione o giroscopici dell'aereo, dell'elite, cosa che fanno solamente i grandi acrobati, che discende con mani incrociate, perché sono mani incrociati con il fuoco, il volo a 55 cm, magari 2 metri particolari, non so quanto pesa, sicuramente sempre la funzione dell'extra 300, ok, sta parlando con il babbo, perché sono informazioni di carattere tecnico, ecco, salute pubblico. Ok, va bene così. Ecco, aspettiamo l'atterraggio, attenzione, e accogliamolo come solo un pilota ancora tutta fuori. Ecco, sì, ho fatto il passaggio di saluto, però adesso vado dall'altra parte del treno, così la velocità relativa al terreno diminuisce al momento in cui toccherò il terreno. E guardate che sta entrando dentro con comandi incrociati. I comandi incrociati è una funzione, guardate come tocca, eccolo qua, Sebastiano Bonito, 10 anni. Lo facciamo alla grande, Marco. 10 anni, però mi piace che ha la maturità di un pilota di treno. Ha una maturità assolutamente straordinaria, ma non abbiamo un attimo di tempo da dedicare quando c'era Pignoli, stavamo addosso. Vi raccontavo, no, che